su Facebook, una finestra sul mondo, no? Allora, perfetto, abbiamo capito pertanto a che punto siamo, abbiamo capito qual è lo stato del nostro progetto, abbiamo capito qual è la situazione attuale in cui viviamo, che non è esattamente la migliore delle situazioni per quello che riguarda le potenzialità del Veneto. Allora adesso andiamo a vedere quali sono le prospettive che abbiamo. Allora, come avrete capito, stiamo vivendo un momento che è molto particolare. È un momento in cui ci sono dei grandi rischi, ma ci sono anche delle grandi opportunità, come tutti i momenti di cambiamento. Ci sono in atto cambiamenti geopolitici, cambiamenti macroeconomici, ovviamente il tutto accelerato dai grandi cambiamenti del progresso tecnologico e dagli ovvi cambiamenti sociali che influiscono il comportamento e lo sviluppo di tutta la realtà in cui viviamo. Questo è un momento in cui l'orologio segna l'ora del cambiamento, quindi siamo oggi, e per capire cosa fare, cosa sta succedendo, è bene capire come si muove il mondo e quindi vedere quali sono i nuovi scenari e le nuove grandi aggregazioni macroeconomiche che si stanno formando. Prima avete visto un viaggio stupendo, ma questo viaggio, che è quello delle nuove vie della seta, si compone di scelte, di atti, di partecipazioni, di aggregazioni. Queste grandi opere, qui vediamo la rete ferroviaria che unirà l'Europa alla Cina, che ha già visto partire i primi treni, no? Si ricordava prima di collegamento tra l'estremo oriente e l'Europa stessa. E dall'altro versante, perché come dire, secondo questa logica la Cina è l'impero di mezzo, ma se è in mezzo vuol dire che c'è un'altra parte di là. Cosa succede? Abbiamo Giovanni Cabotto, abbiamo il Canada, abbiamo l'America, abbiamo l'altro versante che si è aperto, e andremo a capire cosa nasce da quella parte invece con l'accordo di libero scambio che sta avvenendo tra Canada e Europa. E soprattutto andremo a capire, sia nel caso delle nuove vie della seta, sia nel caso dei grandi movimenti che riguardano il commercio con il Canada, cosa c'entriamo noi, cosa abbiamo fatto noi e se magari siamo presenti. Sì, siamo presenti. Bene, prima aggregazione che vi mostriamo, perché è vero, ci sono queste grandi infrastrutture che sono state pianificate, sono state iniziate, sono state già in parte finanziate per alcuni aspetti, ma come si muovono? Cosa si muove? Quali sono i tavoli in cui si decidono queste cose? Questo è un tavolo, signori. Questo è il gruppo 16+1. Chi di voi in sala ha mai sentito parlare del gruppo 16+1? Alzi la mano. Una persona. Questo gruppo è il gruppo che unisce assieme le nazioni del centro-est Europa e la Cina. Le unisce proprio per discutere i nuovi collegamenti, le nuove opportunità e le nuove strategie di sviluppo in questo nuovo quadro in cui opereranno le nuove vie della seta. Perché vi mostriamo il gruppo 16+1? Perché, cari signori, forse voi non lo sapete, ma grazie a quella struttura che prima vi ha preannunciato l'ingegner Sandro Colombo, capiterà che poi, forse vedrete, siamo presenti. Siamo presenti attraverso degli operatori che fanno parte del network strategico che è stato attivato grazie alla comunità di imprenditori di Plebiscito.eu Club. E non siamo presenti in posizioni di secondaria importanza, ma pensate un po', signori, siamo presenti in posizione di coordinamento delle attività di import, export e di commercio di una quantità di paesi che in questa sede non vi voglio rivelare, ma che è la maggioranza assoluta di questo gruppo che qui vedete identificato.
Un altro gruppo, la macro regione danubiana. Beh, questo è qualcosa che forse qualcuno ha già sentito parlare. Cos'è la macro regione danubiana? È un insieme di regioni europee che insistono sul bacino del Danubio. Quindi ne fanno parte molti stati dell'Unione Europea, 14, e altri 5 stati che invece europei che non fanno parte della UE. Sono dalla Germania all'Austria, all'Ungheria, alla Repubblica Ceca, alla Repubblica Slovacca, eccetera, fino alla Serbia, alla Bosnia e Erzegovina, eccetera. Allora, perché vi mostriamo questo ambito? Perché chiaramente sempre attraverso il network strategico che poi vi presenteremo del business community di plebiscito.eu Club, noi abbiamo relazioni e partecipiamo ai tavoli di decisione e di confronto strategico che regolano le attività di questa entità. CETA, perché vi parliamo del CETA? Beh, vi parliamo del CETA perché ci riguarda. Queste sono le attività economiche che oggi, nell'area che ci interessa, no? Quindi il Veneto e le terre della Serenissima, le terre venete, sono le attività economiche che oggi esportano già verso il Canada. Questa è ovviamente invece la situazione a livello europeo. Non sono numeri da poco, signori, perché parliamo di oltre 13.000 aziende per parlare di tutta l'area italiana, e che al 79% sono costituite da piccole e medie imprese, cioè da quelle realtà che costituiscono il tessuto economico, il reticolo economico e imprenditoriale del Veneto, e che costituiscono uno dei fattori identificativi del tessuto socio-economico del Veneto. Bene, è un aspetto importante perché noi, a livello italiano c'è un surplus commerciale, cioè noi guadagniamo dal commercio internazionale con il Canada 3,2 miliardi di euro all'anno, quindi è assolutamente prevedibile che dai trattati di libero scambio questa cifra aumenterà notevolmente e che questa cifra sarà intercettata per la sua gran parte proprio dalle piccole e medie imprese e per quanto ci riguarda, tra l'altro, per gli ambiti, questo come vedete è Treviso, per gli ambiti a maggiore tecnologia, a maggiore valore aggiunto, a maggiore interesse anche di carattere industriale. Treviso al momento è particolarmente importante, lo dicono i canadesi, per tutte le tecnologie di estrazione, per il tessile e per anche le piastrelle di ceramica. E passo indietro, perché vi parlo di CETA? Perché viene a qualcuno il dubbio che non siamo presenti all'interno dei tavoli in cui si decidono le politiche di attuazione degli accordi di libero scambio tra Canada e Unione Europea? Noi siamo presenti e siamo presenti nelle camere di commercio bilaterali, siamo presenti negli ambiti commerciali e diplomatici che contano e che regolano l'applicazione concreta di questi trattati. E stiamo parlando di presenza attraverso personale qualificato, personale che magari parla 12 lingue e che è in grado di interagire a livello di accordi commerciali, di accordi di affari con i rappresentanti, i funzionari commerciali e diplomatici di queste realtà che stanno guardando alla nostra terra, che stanno guardando al nostro territorio. Questa, vedete, è un'immagine che vi voglio presentare perché unisce i due concetti. Unisce il concetto di corridoi internazionali, di corridoi di comunicazione, di grandi reti di trasporto con il concetto di connettività, perché rappresenta, il tessuto arterioso, le vene, le arterie della terra e mappa tutte le reti di
comunicazione, di trasporto di energia e strategiche di connessione presenti nel pianeta. Questa è la vera mappa che vi fa capire qual è la vita che pulsa nel pianeta Terra. E chi governa o controlla questi flussi e questi corridoi e queste realtà, come Venezia sapeva, come dire, comandare o meglio interpretare o meglio far giocare a tutela dell'interesse collettivo della Serenissima a suo tempo, allo stesso modo noi oggi ci stiamo muovendo secondo la lezione dei nostri antenati della Serenissima per far sì che le decisioni che saranno prese e che riguardano queste grandi arterie di comunicazione e di commercio internazionale siano nell'interesse della nostra terra. E non sono aspetti da poco, vedete, il commercio internazionale è il flusso di vita economica che decide e permea lo sviluppo economico delle singole nazioni. Questi sono i collegamenti di commercio internazionale che stanno dimostrando, al di là di alcune, come dire, politiche degli ultimi periodi di qualche leader, stanno dimostrando come in realtà a livello mondiale cresca a un ritmo impressionante l'interscambio. Questi sono accordi tra paese e paese. E se andiamo a fare un'analisi, si parlava di nuove vie della seta, andiamo a vedere anche una situazione a livello globale. Andiamo a vedere per esempio tra le due potenze, superpotenze economiche del mondo, gli Stati Uniti e la Cina, qual è il paese che ha il maggior numero di trattati commerciali e qual è il paese che ha che è il primo partner commerciale rispetto ad altri paesi del mondo. Ci accorgiamo che la Cina è in più del doppio dei casi il primo partner commerciale con altri stati del mondo comparata agli Stati Uniti. Questo significa che la Cina è capace in questo momento storico di connettersi, di parlare, di comunicare, di commerciare a una velocità, a una capacità estremamente più elevata che non quella che conosciamo come la prima potenza economica del mondo, che sono gli Stati Uniti d'America. E questo non è una cosa da poco, perché entro pochi anni si stima, nel 2020, il commercio internazionale costituirà i 2/3 dell'intero prodotto interno lordo mondiale, cioè di tutta la ricchezza del mondo, il 66% sarà costituito da commercio internazionale. Quindi è importante essere presenti e avere una voce che conta in questo ambito. E così, per capire diciamo quali sono le regole, quali sono i segreti in questo ambito, è utile andare a vedere la mappa delle zone economiche speciali nel mondo e ci accorgiamo di una cosa straordinaria: non esiste blocco macroeconomico, blocco geopolitico che non abbia delle zone economiche speciali. Cosa sono le zone economiche speciali? Sono quelle aree in cui c'è o una tassazione zero o comunque una tassazione estremamente agevolata. Anche l'Unione Europea li ha, perché magari non sono codificate come tali, ma se noi pensiamo all'Irlanda, se noi pensiamo all'Olanda, se noi pensiamo al Lussemburgo, hanno tutte le caratteristiche per essere considerate delle autentiche zone economiche speciali dell'Unione Europea. E lo stesso ovviamente tutti i paesi, tutti gli ambiti del mondo usano queste aree per facilitare il commercio internazionale. Questo è un altro esempio di integrazione che spiega perché il commercio internazionale ha questo grande successo. Vengono mappate in questa figura le filiere produttive di alcuni settori importanti. dall'iPhone. Noi ci rendiamo conto che l'iPhone che compriamo in un negozio in realtà vede una distribuzione delle attività che lo riguardano, dalla produzione alla commercializzazione, all'ideazione, al marketing, a tutto quello che lo riguarda, che sono distribuiti in tutto il pianeta. Ma lo stesso avviene per altre cose, avviene per l'industria ovviamente dei computer, ma avviene anche per i jeans, avviene per
il settore farmaceutico e anche ovviamente per le automobili, e questo sta avvenendo per tutti i settori industriali, cioè produrre oggi, i propri beni, i propri prodotti significa, e venderli, significa essere capaci di muoversi a livello globale, e questa è una lezione che i nostri imprenditori stanno cominciando a imparare, ma devono cominciare a fare propria con gli strumenti più opportuni per affrontare le sfide correlate. E per parlare di questo anticipiamo dei concetti fondamentali che prima l'ingegner Sandro Colombo ha evocato. Allora parliamo di una cosa, parliamo di questo termine venture capital. Cos'è venture capital? Beh, andiamo a una definizione classica. Venture capital è l'apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l'avvio o la crescita di un'attività in settori ad elevato potenziale di crescita. Cioè, io ho una straordinaria idea, mi mancano i soldi. Questo è il venture capital. E andiamo a vedere alcuni ruoli. Il primo ruolo sono quelli dei cosiddetti come dire, angel investor o business angel. In italiano sono gli investitori informali. Che sono? Beh, andiamo qui a una definizione classica. Sono quei soggetti che si assumono rischi di investimento. A livello europeo si stima che la capacità di investimento di queste persone, di questi soggetti, si aggira in un intervallo che è circa tra i 50.000 e i 500.000 euro. Negli Stati Uniti è 10 volte tanto, è all'incirca su valori che arrivano fino a 5 milioni di euro. C'è un'altra figura, ovviamente poi importante, un altro ambito che prima abbiamo evocato, che è la business community, cioè un insieme fondamentalmente di business angel, oppure in altre parole è una comunità d'affari costituita dall'insieme delle ditte e degli uomini disposti a partecipare e ad investire in varia misura nelle imprese sorte in una determinata area territoriale. Signori, questa cosa qui da un lato ha l'aspetto del mecenatismo, dall'altro è assolutamente legata al fatto che sì, legati a una determinata area territoriale, legati a un determinato tipo di appartenenza, ci si pone in termini di investimento di rischio, anche con diverse come dire, differenze, perché in questa figura che rappresenta la quantità di soldi che questi signori investono e come dire, il tempo da quando è stata costituita la società, vediamo che partendo dai business angel, anzi partendo prima c'è un'altra figura, sono gli amici, i familiari, e poi il business angel, e poi i vari, come dire, metodologie di apporto di venture capital, si arriva a creare le prospettive perché delle imprese globali riescano ad avere un successo, ad imporsi nel mondo. Così si hanno avuto modo di formarsi le imprese che oggi regolano la vita economica mondiale. In termini di cifre, ovviamente, come abbiamo detto prima, si parte da qualche decina di migliaia di euro ai 250-500 mila euro per arrivare ai milioni di euro per gli investitori più importanti. Questa è una figura un po' più tecnica, ovviamente aumentando la cifra, aumentando l'impegno dei soggetti che entrano in questi sistemi di capitale privato, più aumenta la cifra, più vuol dire che questi signori si assumono rischi minori perché mettono più capitale, e più vuol dire che aumenteranno le prospettive di vendite commerciali e quindi di successo dell'azienda. Va bene, sono importanti questi concetti per farvi capire di cosa stiamo parlando, ma perché vi diciamo questa cosa? Perché noi stiamo vivendo in una terra che oggi vede le due banche territoriali più importanti, come sappiamo, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, aver creato quel disastro, quella bomba atomica socio-economica che ben conosciamo. Ma questo è la stessa cosa che avviene in altri paesi più sviluppati, per esempio gli Stati Uniti d'America, ma sempre più altri paesi anglosassoni e sempre più anche la Germania ed altri paesi europei? No, non è questo che avviene, perché in quei paesi quei sistemi che vi ho presentato, i sistemi di capitale privato, quindi non di capitale pubblico o capitale istituzionale, i sistemi che provengono dai soldi della gente, che li mette direttamente senza intermediari, questo è il concetto fondamentale,
costituiscono una quantità che è 9 volte superiore rispetto a quella che viene messa dalle banche. Da noi in Veneto e in Italia più in generale, la quantità, il sistema del credito alle imprese si basa praticamente al 100% o poco meno sul sistema bancario. Avete capito pertanto perché le cose non funzionano? Perché non è che mancano i soldi qui da noi, è che i soldi vengono intermediati e vengono drenati da istituzioni che non fanno il mestiere per il quale è richiesto questo genere di competenza. Il mestiere di investire in attività di impresa viene fatto dai privati perché loro, in virtù del rischio che si assumono, vanno a dotarsi delle strutture, delle competenze, dei professionisti che permettono di capire se un progetto ha le caratteristiche per avere successo, se quel rischio vale la pena di essere affrontato o meno. Questa è la realtà tra i paesi evoluti, Stati Uniti, europei, e i paesi sempre più in degrado, sempre più lontani dalle logiche di sviluppo, dalla civiltà, che non può che essere una civiltà economica, ce lo insegna la Serenissima Repubblica di Venezia, che della sua gloria, della sua potenza ha saputo creare grazie alla sua forza, alla sua capacità mercantile, alla sua forza economica. E oggi noi siamo chiamati ad apprendere quella lezione che i nostri antenati ci avevano insegnato. È qualcosa che non vi dice nessuno. È un qualcosa che il sistema politico attuale italiano non vi dirà mai, perché non ha alcun interesse, perché quel sistema è tutto qui dentro ed è tutto finalizzato a mangiare i soldi della gente che lavora, dei veneti che lavorano, delle imprese venete che lavorano e che poi vengono divorati dai sistemi bancari più marci d'Europa. Altra dimostrazione, è una mappa delle nuove attività innovative, è la mappa delle nuove imprese, che nascono attraverso i finanziamenti di capitali privati, i capitali di rischio, di venture capital. Come potete vedere sono presenti aggregazioni, il K sta a significare 1000, a Stoccolma 8000, a Berlino 170.000, a Londra 270.000 e più a nord a Manchester 51.000, eccetera. C'è un buco, è qua, e ci riguarda anche. Da noi questo sistema, che equivale all'acqua del Nilo, che rende fertile il sistema produttivo, il tessuto economico produttivo di un territorio, da noi l'acqua del Nilo, che è rappresentata dall'apporto di capitali privati, non c'è. E allora capite perché per affrontare questo grande viaggio noi ci siamo fatti carico proprio di questa responsabilità. E abbiamo creato questo strumento che, come ci diceva l'ingegner Sandro Colombo, è lo strumento fondamentale per interagire, per apportare i cambiamenti al tessuto, ovvero la comunità degli imprenditori, ovvero il plebiscito.eu Club, ovvero la Business Community Veneta. La rete di relazioni privilegiate e di carattere riservato per la creazione di progetti economici e per il coinvolgimento in opportunità imprenditoriali di lavoro di portata internazionale. C'è un mondo che corre alla velocità della luce? C'è un mondo che crea accordi di interscambio commerciale alla velocità della luce? Tu devi muoverti alla sua velocità e devi dotarti degli strumenti per dialogare con quel mondo. Gli strumenti sono questi. E guardate che non sono strumenti per noi così ignoti. La Serenissima li aveva, la Serenissima li metteva in pratica e la Serenissima faceva esattamente questo, anche con il suo maggior consiglio, con il suo patriziato, che per prima cosa, quando c'era una nuova iniziativa, quando c'era una nuova attività, quando c'era una nuova impresa anche di carattere, a quel tempo ovviamente di difesa o militare,
per prima cosa sapeva responsabilizzare i patrizi e sapeva farli contribuire ognuno in modo diretto al successo di quell'iniziativa. Cos'è altro se non il venture capital? E cosa fa questa attività, questa piattaforma di relazioni internazionali? Guardate bene la parola. Piattaforma vuol dire che ci sono tanti soggetti, come si diceva prima l'ingegnere Colombo. Tanti soggetti, ognuno che fa il compito che statutariamente deve fare. Questi soggetti sono tra loro connessi e questi soggetti in particolare fanno una serie di attività tra loro che sono valutare i progetti. I progetti cosa sono? Una ristrutturazione di azienda, i progetti sono l'avvio di una nuova attività imprenditoriale, il finanziamento o la valutazione di una nuova start-up, di un nuovo progetto, di un nuovo brevetto, il rilancio di una nuova business unit di un'azienda, il lancio di una NewCo. Queste attività vengono fatte attraverso le strutture connesse al network strategico della nostra business community. Attività di advisory, cosa vuol dire? Ti aiuto a capire qual è la strada che devi intraprendere per affrontare quel mondo brutto, ma anche straordinariamente pieno di opportunità che c'è lì fuori. Tu non puoi avere nessuno di noi può avere le competenze per sapere tutto, e quindi è ovvio che io ho bisogno di luoghi in cui io queste competenze finalizzate a tutelare il mio interesse le possa trovare, e questo la business community ti permette di trovare. Ovviamente l'altra parte cruciale, la lingua che tutti noi, coloro i quali magari hanno avuto un'attività economica capiscono: finanziamento, venture capital, bellissima idea, magari voglio scale. Perfetto, c'è un mondo lì fuori, come abbiamo visto, nel mondo di soggetti strapieni di soldi che non sanno dove metterli e che non vedono l'ora di trovare progetti remunerativi che siano in grado di remunerare il capitale di rischio che loro hanno investito. Fantastico, l'abbiamo visto, funziona in tutto il mondo, in tutta Europa, ma non da noi. Perché? Perché manca questo soggetto, mancava questo soggetto. Partnership strategica ad ogni livello, ad ogni ambito, diplomatico, commerciale, relazionale, i bylaw. Sapete, no? Io non sono un esperto di storia, ma qui vedo amici che ne sanno molto più di me e che potrebbero spiegarci il ruolo dei bylaw della Serenissima nella costruzione della forza della Repubblica Veneta, gli ambasciatori diplomatici, che non erano gli ambasciatori come quelli italiani, no? Che giocano a solitario a Tetris sul loro computer. No, pazienza, e fanno solo quello, voglio dire, magari giocano qualche partita a tennis e poco altro, o magari si fanno le attività per conto proprio, solo a proprio esclusivo interesse. No, i bylaw diplomatici veneziani, i bylaw moderni, creano le partnership strategiche, diplomatiche e commerciali che permettono a questa struttura di intercettare i flussi, intercettare le opportunità e mettere in contatto le persone. Ovviamente anche le attività istituzionali, quelle sono il suggello, come dire, di tutta la cosa, e un domani a progetto compiuto saranno anche le attività istituzionali della Repubblica Veneta, a quel punto non più solo criptostato, ma anche Repubblica Veneta tout court. Qual è questo network strategico che ho evocato? Cioè chi ci fa parte? Vi parlavo di soggetti che fanno attività diverse, che hanno statuti diversi, che hanno oggetti sociali diversi. Andiamo a vederne degli esempi. Il club ha contribuito a creare ed è parte di un network operativo. Operativo vuol dire che fa cose, che si avvale di straordinarie partnership strategiche, il cui accesso è riservato ovviamente solo ai soci, come è logico che sia. Ecco altri soggetti, altri business club internazionali, in particolar modo che hanno diffusione in Europa, Asia ed America. Primari istituti di credito e banche internazionali, non stiamo parlando della Banca Popolare di Vicenza, stiamo parlando di istituti di credito che siano presenti in tutto il mondo. Se tu devi fare un progetto globale, devi avere anche la banca di riferimento, ma non può essere il Banco Popolare di Monastier, che magari anche qualcosa che non va bene, o quello de Tre Basile, che cito nomi a caso, non faccio riferimenti a cose vere,
esistenti, ma solo per dirvi che servono delle strutture che siano adeguate ad affrontare queste sfide per chi ci mette i soldi. Reti, ricordate che dicevo prima, di venture capital, business angels e investitori internazionali. Se reti di venture capital, business angel e investitori internazionali. Reti di incubatori di impresa. Beh, chiaramente la struttura che poi permette, per esempio, una nuova azienda tecnologica o comunque innovativa di emergere è anche quella rete che permette di incubare questa attività fin tanto che poi sarà matura in grado di fare la propria strada, di internazionalizzarsi, di diciamo, affrontare le sfide del mercato. Parchi tecnologici. I ragazzi che studiano, che escono all'università, dove li mandiamo? Li lasciamo col 40% di disoccupazione, come avviene nello Stato italiano? O facciamo in modo che 120.000, di cui la maggior parte sono loro, e guardate bene che dal Veneto sono 10-11.000, ogni anno, magari i migliori, quelli che possono, vadano in altri paesi. Dopo che le loro famiglie, ma anche, come dire, il sistema stesso ha speso soldi per educarli, per farli diplomare, laureare, poi quando viene il momento di goderne i frutti, di vederli sbocciare, di vedere creare il benessere per tutta la collettività, per il territorio, questi vanno a Londra, vanno a Washington, vanno in Australia, vanno dove cercano un progetto di vita che qui non possono realizzare. Agenzie di comunicazione globale. Chiaro, è una grande iniziativa, devi avere anche la capacità di comunicare al mondo e servono i professionisti. Il club ha delle partnership strategiche con questi soggetti. Agenzie governative di sviluppo business. Agenzie governative di sviluppo business. Cosa vuol dire? Che se c'è la nuova via della seta che deve passare per 3 baseleghe, oppure deve passare per un certo paese in cui io voglio essere presente, in cui io mi interessa essere presente con la mia attività, con il mio prodotto, probabilmente tu devi essere presente in quel tipo di agenzia per poter intercettare, per poter avere la voce necessaria per difendere il tuo legittimo interesse e vederlo tutelato. Associazioni imprenditoriali, ovviamente, e settoriali, nazionali e internazionali. E, parlavo prima di competenza, gli studi internazionali di consulenza strategica, legale, tributaria e industriale. Scusate se è poco. Le partnership strategiche che vi ho annunciato a livello qualitativo e che riguardano diciamo, tutti gli scenari che vi abbiamo anticipato, le nuove vie della seta, il CETA, i 16+1, eccetera, non sono parole, ma sono contratti che sono stati siglati di durata pluriennale, minimo 5 anni. L'accesso alle opportunità ovviamente che ne derivano è riservato anche in questo caso ai social club. I social club sono quelli che permettono di avviare questa cosa, sono quelli che ci hanno messo, come diceva prima Sandro Colombo, come facevano i patrizi e la Serenissima, i loro averi per il bene collettivo, e quindi è anche giusto che ne abbiano il legittimo beneficio che ne deriva da quelle attività diretto. Questo è un ecosistema, questo sì è un ecosistema, vi parlano di ecosistema, questo è l'ecosistema veneto che stiamo creando, che stiamo realizzando e che permette ai soci e alle imprese che ne entrano a far parte di accedere a una filiera che è interconnessa, come abbiamo visto, e che è globale e che assicura a ogni progetto che viene prescelto e che viene avviato i tassi di successo più alti che siano possibili. Questo strumento è lo strumento operativo che permette la realizzazione delle progettualità, è lo strumento del fare, nella logica dei nostri antenati, nella logica della Serenissima Repubblica di Venezia, nella logica dei patrizi che mettevano direttamente il loro contenuto. E allora capite il progetto globale e ne potete capire la grandezza.
Allora capite perché parliamo di dimensione dell'essere, parliamo di dimensione del fare, che assieme, in modo sincrono, realizzano quelle condizioni perché noi veneti riacquistiamo fattivamente la nostra indipendenza, che prima di tutto è indipendenza decisionale, che prima di tutto è indipendenza economica, che prima di tutto è capacità di attuare i propri progetti senza complessi di inferiorità rispetto a chi ormai da decenni, ormai da 2 secoli vorrei dire, non fa che collezionare fallimenti su fallimenti che hanno il piccolo, come dire, effetto collaterale di essere fallimenti finanziati col nostro sudore, col furto delle nostre risorse, col furto dei soldi dei veneti, e che non vedono mai pagare chi ne è responsabile, che anzi se la ride, se la gode alla faccia nostra, alla faccia delle sofferenze che come popolo, come cittadini, come imprese siamo costretti a subire, semplicemente perché non ci scrolliamo di dosso la prima tara che lo Stato italiano ci inocula, che è il provincialismo. Noi veneti, la Serenissima, di tutto si poteva dire della Serenissima Repubblica di Venezia e dei veneti nella storia, prima della Serenissima, da 3500 anni di storia, come dire, documentata, che ci caratterizza. Di tutto si può dire dei veneti, ma non che fossero provinciali. No. Il più grave problema che noi abbiamo come veneti a livello generale è proprio questo. L'insuccesso genetico dello Stato italiano, l'incapacità di raggiungere qualsiasi obiettivo di medio-lungo termine strategico è un complesso che in un qualche modo noi ci sentiamo sulle spalle, ce lo dobbiamo scrollare di dosso. Oggi commentavo su un altro ambito un'analisi di un ragazzo che diceva si parlava del referendum, dell'autonomia, di queste cose. No, ma la partita è tra veneti, indipendentisti, tra i partiti, in particolare la Lega che propugna questo referendum, e lo Stato italiano. E io ho scritto: amico mio, come veneto ti sei dimenticato come minimo un attore che forse è il più importante. C'è il mondo, ci sono gli attori internazionali. La Serenissima non li ha mai ignorati e noi veneti non li possiamo ignorare. Se noi come plebiscito.eu ci fossimo limitati a questa visione gretta e provinciale che l'Italia vorrebbe che noi continuassimo ad avere, non avremmo mai fatto il referendum digitale per l'indipendenza del Veneto, o meglio, l'avremmo fatto con l'insuccesso massimo, perché i giornali italiani, i media italiani, i politici italiani, i partiti italiani avevano silenziato l'intera operazione. Piccolo particolare, noi quella volta ci rivolgemmo ai giornalisti internazionali e arrivarono. Parlavamo la lingua giusta, perché avevamo un'intuizione che è banale. Spiegammo ai giornalisti del mondo che Venezia si era risvegliata, che Venezia era pronta a riprendere in mano le sorti del proprio destino, che Venezia era pronta a ridiventare il cardine dello sviluppo dell'economia internazionale e che Venezia proponeva il Veneto proponeva ai propri cittadini di scegliere se volevano, se erano favorevoli a questo progetto. È ovvio che i giornalisti internazionali, il mondo venne a vedere cosa voleva Venezia, cosa decideva Venezia, cosa decidevano i veneti. Non aspettavano altro, lo aspettavano da secoli. Oggi, lì eravamo nell'essere, oggi nel fare è la stessa cosa. Questo sembra un progetto ambizioso, questo sembra un progetto, come dire, incredibile, pazzesco, complicatissimo, difficilissimo. È una serie di attività semplicemente fatta da persone che, come noi veneti siamo abituati, ogni mattina si alzano di buon'ora, si lavano, fanno la propria colazione e vanno a lavorare, mettendoci la testa, mettendoci il sogno, mettendoci l'ambizione, mettendoci il genio,
mettendoci le capacità, ora dopo ora, attività dopo attività, soldino dopo soldino, abbiamo creato questa macchina. Questa macchina, signori, è la Serenissima Repubblica di Venezia, e con voi prenderà forma, vita e potenza tale da farci recitare quel ruolo che ci è proprio lungo le 9 vie della seta. Grazie e viva